La vite è una pianta originaria dell'Asia minore, una pianta umile e preziosa che si diffuse rapidamente nel mondo allora conosciuto. I Romani diedero divina origine al vino e furono, oltre che guerrieri, eccellenti viticoltori. I dolia, le anfore, le legene conservarono nelle case romane il mosto e il vino, lavorato con torchi che per lunghissimi secoli furono l'anello di congiunzione tra il sistema dei Romani e quello del secolo scorso. In questo museo di Pessione vi sono tracce sicure dell'antica civiltà del vino. Il torchio è nato con la vigna e si dice concepito da Aristeo come frantoio da olive. I torchi romani, in tutto simili a quelli usati fino al 1700, erano costituiti da una grossa trave di legno che faceva da leva, sostituita nel tempo da una lunga vite, anche di legno, che si avvitava in un bullone posto all'estremità libera della trave. Queste macchine avevano una forza pressante di oltre 12 tonnellate. Verso il 125 a.C. nacque il torchio descritto da Erone Alessandrino, a 2 viti verticali che premevano un plancito sulle vinacce, ma tale torchio fu impiegato solo per impianti di modeste dimensioni. Gli Etruschi, come i Greci e i Romani, ebbero per i loro conviti Onocoe, Cantaros e crateri, che il gusto e l'arte del tempo resero splendidi per lo stile e le decorazioni. Alcuni Ciatus Apuli, attingitoi del IV secolo a.C., brocche con filtri, anch'esse di origine apula. Greci, invece, questi vasi e queste coppe da convito. Un riton dal caratteristico manico a testa d'ariete del IV secolo a.C., esempi di raffinata arte campana del 250 a.C., stupendo questo riton che rappresenta Bacco e la dea dei campi, Cerere. Questi carri agricoli e da vino, romagnoli e piemontesi della seconda metà del Settecento, possono considerarsi per le sculture in legno che li adornano delle vere opere d'arte. Oggi la tradizione antica del vino permane in certe zone del nostro paese per l'impegno di intere generazioni. In questa antica cantina di Carema, dove è possibile trovare vini di 40 e più anni fa, si lavora ancora oggi con sistemi primitivi. Nelle botti istoriate è conservato vino rosso e generoso, non molto diverso da quello che i romani chiamavano preziosum, severum, generosum. Quale cura meticolosa per produrre un vino degno di simile nome. Questo agricoltore, serio e coscienzioso, si sacrifica per mantenere il pregio del suo vino e per tutelarne il nome. Il rosso rubino, il profumo, il sapore vellutato, il gusto vivace e austero del vino di Carema, che varie volte ha minacciato di sparire, sono l'espressione di quell'arte di coltivare la vite e di spremere i mosti che è stata nei millenni tipicamente latina. Arte di costruire le botti, antica come il vino. Anche se un tempo le seriole di cotto erano usate per conservare il vino ed erano le migliori del mondo, come affermava Catone, le botti di legno erano già conosciute. Oggi la tecnica moderna unita all'antica tradizione fanno delle botti di Conegliano Veneto un prodotto noto in tutto il mondo. Il rovere lungamente stagionato, che costituisce il materiale per la costruzione delle botti, è la garanzia per la vita e la maturazione del vino.
Questo enorme tino di decine di migliaia di litri è il vanto di un'industria capace e tradizionale. L'autunno inoltrato indora le viti di Cormons. Il Friuli ha vini famosi da sapore asperum et validum, come avrebbero detto i romani. Meticolosa cura viene posta nella conservazione del vino. Per anni esso attende nelle botti di raggiungere la sua perfetta intensità. La maggiore attenzione va osservata specialmente all'inizio, perché la fermentazione avvenga ad una certa temperatura che deve essere continuamente controllata. L'espressione di questi assaggiatori dice che l'annata è buona, che il vino è suave vel tenue, preziosum vel solidum e comunque generosum. Questi giudizi aiutavano anche nell'antichità l'enologo a predisporre ulteriori operazioni per migliorare i vini attraverso tagli e invecchiamento. L'enologo di oggi continua la sua prova candela per vedere la limpidezza e il colore del vino. Ne sente il profumo per valutarne la maturità. Lo assaggia alla giusta temperatura per attribuirgli la qualità. Nella qualità del vino non bisogna escludere l'importanza del colore, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Album, fulvum, sanguineum, purpureum, niger, ater, medium, lo chiamavano i romani. I piccoli e i grandi produttori di vino portano i campioni della loro produzione alle stazioni sperimentali di enologia per l'analisi. Ad Asti c'è la più antica stazione enologica italiana, fondata nel 1872. Essa provvede alla sperimentazione nel settore enologico e viticolo e collabora alla lotta contro le frodi alimentari. Migliaia di campioni vengono esaminati e controllati da chimici specializzati in enologia, che offrono anche consigli per il miglioramento della qualità dei raccolti. Questa di Montepulciano, dove si produce il vino nobile, è l'antica caratteristica cantina di Sant'Agnese dei Colli di Siena. Il vino nobile era già largamente apprezzato nel Medioevo e nel Rinascimento, e fu qui che dopo attente e pazienti prove, mescolando le uve tradizionali con altre di qualità tenuta segreta, fu scoperta l'antica tecnica. Il vino nobile è irrequieto e informe da giovane, caldo, morbido e completo nell'età matura. Arte antica quella del vino, arte che ha momenti di trepidazione quando il mosto fermenta tumultuosamente nelle botti come in queste dell'Astigiano. Il buon vino è il risultato di una felice composizione, i cui elementi sono il ceppo della vite, il clima e il terreno. Ma quello che conta soprattutto è la pazienza dell'uomo, il suo amore alla terra, il suo provare e riprovare con tenacia instancabile, fino a raggiungere la perfezione e celebrare il trionfo della natura.